cazzo che questa scena la stiamo rifacendo, in quanto eravamo proprio sotto al vento, abbiamo provato ad ascoltare l'audio, non si capiva proprio niente. Quindi riassumendo un po' tutto quello che, tutte le monate che avevo detto prima, è che devi notare che c'è anche Marco Calegher, così se lo noti diventa noto, cioè quello era il discorso del mezz'ora del video, il quale ci insegnerà, ci spiegherà non a entrare nel mondo della fotografia, ma a non far schifo nel mondo della fotografia, che insomma è già qualcosa, è già un qualcosa anche più al passo coi tempi, no? Questi nostri tempi veloci dove siamo tutti lì col telefonino, con la macchinetta, clicca e via, insomma senza neanche un po' più di come si diceva da noi, desest, no? No, di buon senso, desest, come si traduce in italiano? È una parola proprio veneta, un desest, un po' di quel che si dice, dai, ecco, un po' di impegno nel fare la foto, un po' di dedizione, no? Cioè, fantastico, perché praticamente uno si svena, dice no, prendo un microfono della Rode, che insomma è un sinonimo di qualità, no? E guarda qua i risultati, cioè porca miseria, anche tutto quell'ambaradam, no? Di popone antivento che uno pensa, no? E viene chissà cosa, e invece guarda qua un po' di vento, cioè butti via tutte le riprese, cioè proprio non capisci nulla di nulla. E questa idea di fare questo video, che te l'avevo accennato più volte, è nata dal fatto, no? Che mi ricordavo quando si andava in giro ogni tanto con Marco, che lui fa foto di paesaggi, no? Fa paesaggistica, che per fare una foto tipo il mulino di Refrontolo o altre, che stava tipo 2-3 minuti, no? Mentre io dai competente stavo 2 secondi, clic e via. Allora allorché ho pensato, ma cosa combina in quei 2-3 minuti, cioè cosa pensa, cosa sta guardando nella macchinetta, che impostazioni sta cambiando, cosa succede? No, cambio inquadratura più che altro Paman, se non mi viene l'acido lattico, ed è questo che andremo a scoprire. Vedi, Marco lo conosco da una vita, però di recente abbiamo riscoperto questa amicizia, questa, come si dice, questo legame per le case abbandonate, perché veramente, cioè, non gliene sbatte un cazzo a nessuno di ste case abbandonate. Invece, come ti ho già detto, è dentro qua che trovi la vera storia, gli attimi di presente che sono volati e sono rimasti lì fermi come una fotografia scappata per sbaglio, no? I got bruises for eyes, guess I sleep when I'm dead. All my friends are all worried, cause of things that I've said. But I'm not gonna listen, just drowning them out. Cause I do what I want, got fangs in my mouth. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I messed up in the head. Burning through another night light, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another night light. I just lost my job, I don't even care. I'm wearing all black, and I'm dyeing my hair. We live in a world that can't look in the mirror, and I live in my head, don't think I'm all there. So late now to help me out. All the cards been handed out. Can't take back the words I've said. Think I messed up in the head. Burning through another night light, buzzing like a neon light. Turning up my speakers, got to block out all the voices, think I'm going insane. Burning through another night light. Eccolo.
Beyoncé.